Essere a Catania oggi è importante per me, importante per Meteonlus, l'organizzazione che presiedo. Ringrazio la Dasti, ringrazio la dirigente scolastico Anna De Francesco per l'invito. Andare in giro per scuole mi appartiene da 25 anni, ho iniziato attraverso gli incontri, i confronti con gli studenti, sono fondamentali per il percorso di crescita e il percorso evolutivo. Occupandomi di diritti umani nazionali e internazionali, dignità della persona, abbiamo deciso negli ultimi tempi, da ottobre 2021, di affrontare il tema del sexting e del revenge porn. Sono dei principi morali e etici, nessun giudizio o pregiudizio. Noi ci rivolgiamo e il nostro messaggio viene rivolto agli adolescenti, a chi è a scuola media. Quello che noi abbiamo raccolto in questi mesi è molto più, siamo andati oltre la nostra immaginazione e parliamo di un fenomeno fortemente emergenziale. Oggi è stato un momento diverso perché è la conclusione della settimana etica 2022. L'etica non bisogna mai trascurarla, bisogna sempre tramandarla. Viviamo una società di consumi, una società materialistica, non sono questi i valori che noi dobbiamo trasmettere alle nuove generazioni.